Nella giornata delle Guinee italiane Elena e Parioli, Capannelle dava uno spazio importante ai purosangue arabo, per i quali erano previste due condizionate per i 3-4 anni ed oltre. La condizionata per puro sangue arabo di 3 anni sui 1500 metri ha visto la netta affermazione dell'esordiente Inouï Doc, ben montata da Antonio Fresu. Il figlio di Mr. Gino, quest'ultimo erede di Amer, ha seguito le mosse in avanti del duo clodiano, formato da Colmar e dal favorito Caravaggio by Royal, che hanno tentato entrambi di replicare lo schema tattico del vittorioso debutto. Ma questa volta i due grigi clodiani non hanno staccato, pedinati come un'ombra da Inouï Doc. L'allievo di Endo Butti spostava nell'ultimo furlong piazzando una progressione che gli permetteva di salutare la compagnia e avviarsi indisturbato verso il Siamo traguardo. a 400 dal traguardo, rompe gli indugi, Inouï Doc che passa deciso al comando al paletto dei 200, Alawal si getta all'inseguimento, rimane in quota Caravaggio by Royal, ma ormai è una sfida tra Inouï Doc che però sta controllando tutta strada Alawal e va in archivio così la prima corsa con la vittoria da favorito di Inouï Doc con Antonio Fresu in La sella. miglior piazza veniva meritatamente conquistata dall'altro interessante debuttante Allo Will con discendenza sarda, terzo Caravaggio by Royal, al quarto Dorjacques Dubien. Dunque altri successi in Italia per la scuderia Al Nujaifi Racing, colori che dal 2019 sono presenti nelle corse degli arabi. Quella di domenica è stata la 10ª vittoria nella penisola, la prima fu di Puy Rainal nel giugno 2019 ottenuta a Sassari. La condizionata per puro sangue arabo di 4 anni ed oltre ha confermato la classe di Amour, tornata a brillare in questo 2021. Il figlio di Filindeu, nonostante un break iniziale non particolarmente felice, ha sfoggiato i propri mezzi con autorevolezza, interpretato dal suo abituale jockey Domenico Micheli. La corsa è stata animata dal frontrunner Gurat Al-Zaman. La femmina di 4 anni ha provato a fare selezione in avanti, ma a 300 dal palo è stata agganciata e sorvolata dal Sauro a tinte clodiane, che si concedeva la passerella nel tratto ultimo. E allora ci prova Amour che sembra quello più cattivo, Gurat Al-Zaman contro Amour, gli altri che sono lontani e lottano per le piazze. Si concretizza il match con Amour che dall'esterno forza la mano e passa decisamente in vantaggio con tanto di controllo conclusivo da parte di Antonio Domenico Micheli. Sono circa 3 le lunghezze di vantaggio rispetto a Gurat Al-Zaman e al terzo rimasto in quota Forge Hill Cico. A 4 lunghezze si manteneva la positiva Gurat Al-Zaman, che comunque era la seconda uscita in carriera. Terzo, intervallato da 2 lunghezze, Forgel Cico, che ha preceduto un buon Vulcano by Bonorvesio, trasfertista dalla scuderia dei fratelli De Rio di Bonorva e per giunta al rientro. Amour, da Filindeu e Tarasuni, allevata a Burgos dalla signora Nazarena Tilocca, ottiene l'8ª vittoria in carriera, centrando il secondo successo di fila dopo un 2020 trascorso da Maiden. A fine gara le sensazioni di Domenico Micheli e del trainer Massimiliano Narduzzi. Siamo con Antonio Domenico Micheli, il vincitore del, scusatemi a favore di camera che sta di qua, come si gira, il vincitore del Gran Premio Enica dei 4 anni, siamo con Massimiliano Narduzzi che ne è proprietario e allenatore. Com'è andata? Ma bene. La telecamera è di qua, quindi mi sono sbagliato io, scusami Antonio. Bene, oggi è partito un po' più lento del solito, ma dopo quando si mette in moto risolve tutto in fretta. Grazie. Max, io ho messo la mascherina blu perché la giubba blu. Ci manca la croce di Malta Rossa. Però non ce l'avevo dietro il pennarello, è andato bene. Lui è praticamente una calcolatrice. Sì, ma lui è un cavallo che ti dà il minimo indispensabile. Io penso che un cavallo che è ancora tutto da scoprire, secondo me. Forse ormai ha maturato a 5 anni, forse si merita anche qualcosa all'estero da provare. È perché è un cavallo che fa il minimo, quello che serve, più di più non lo fa, insomma, non gli importa. Perfetto, importante è vincere, grazie. Sì, grazie. Ma il vero clou del convegno passava dal Botticelli, tradizionale listed di preparazione verso il derby italiano del galoppo. Il ticket lo stacca un grandioso Ti aspetto fuori, allenata a San Rossore da Davis Grilli per i colori del signor Renzo Turchi. Il maschio italiano da Mujahid ha impressionato nello scatto finale, sostenuto a dovere dal sempre più convincente Dario Di Tocco.
Natal che si presenta cattivo con dei margini ancora più all'esterno, c'è Asteco a 200 dal palo, però Ti aspetto fuori, sta fuggendo via sopra in Posidone, l'ha messo nel mirino, ma stessa cosa ha fatto Rio Natal che con ampie folate si sta presentando bene. Ti aspetto fuori ancora davanti nei confronti di Rio Natal, Ti aspetto fuori contro Rio Natal, Ti aspetto fuori che stacca il ticket per il derby. La Sardegna che galoppa ha guardato con molta attenzione il premio Regina Elena, dove Memo dell'Algher ha rappresentato al meglio l'ippica sarda, centrando uno storico terzo posto nella prestigiosa corsa in rosa. La portacolori della San Giuliano, preparata a Chilivani da Leonardo Chessa, montata dal jockey di Burgos Mario Sanna, è riuscita a rendersi protagonista della prova, con un finale quasi travolgente, rimediando ad un intoppo ai 300 finali. Leonardo Chessa con Memo dell'Algher per parlare del Regina Elena, storico terzo posto, una cavalla che si muove dalla Sardegna in una corsa così prestigiosa, tradizionale, insomma, un bel risultato. Nel commento mi sono fermato ai 300 finali, adesso dimmi la tua opinione. La mia opinione è che si è partiti da qua con un grosso sogno che è nato l'anno scorso quando abbiamo iniziato a preparare la cavalla. Sogno piano piano si stava concretizzando. Siamo rientrati poi nella condizionata quest'anno, un po' stretti coi tempi dovuti a tanti problemi che abbiamo avuto durante l'arco della preparazione e tutto. Comunque la cavalla mi è sembrata che è rientrata abbastanza bene nonostante il suo sesto posto. Era un po' svanito, poi ci si è andati avanti lo stesso, credendoci nelle potenzialità della cavalla e da una parte siamo stati molto contenti. La cavalla dopo il rientro la cavalla è venuta sempre più avanti, facendosi lavorare sempre di più. E niente, questo terzo posto C'è da essere contenti però. c'è da essere contenti da una parte, però quando mi ricapiterà si poteva fare meglio. Questo è il grande rebus. Il problema nostro magari che avendo cavalli di questa qualità non è tutti i giorni averceli. Su magari ti resta, ok, l'ho perso quest'anno e ci riprovo il prossimo anno, ma ci riproveremo anche noi. Certo, questa è comunque la grande prestazione di questa cavalla che sicuramente ha ripagato in pieno le aspettative tue, di tutto il team della San Giuliano, perché ripeto, arrivare terzi in un Regina Elena è la prima volta che succede per un cavallo allenato in Sardegna, quindi è un gran risultato, in 100 anni di storia dell'ippica sarda è la prima volta, quindi dovete essere orgogliosi di questo. Senti, Memo dell'Algher è stata battuta da Fauna Lobo, quindi le linee si sono ripetute per il criterium. La linea si è ripetuta e alla fine su quella distanza lì le cavalle sono queste, mancava quella di Grizzetti che poi non ha corso per quella squalifica di 30 giorni e niente, devo rivedere tutto adesso nella prossima corsa che ci sarà, chi farà qualche metro in più, vediamo. Lei come ha corso sembra che qualche metro lo fa in più, non so, arrivare al 2002 è lunga, però vediamo un po'. Senti, ora si chiedono tutti cosa farà Memo dell'Algher. Innanzitutto cerchiamo di ricomporre il puzzle, di metterla in ordine e tutto quanto. Non è che non è in ordine, però per caricare su quei livelli bisogna essere perfetti. La cavalla ne è uscita benissimo, non devo lamentarmi. Però vedremo di riproporci Vabbè, ormai gli tocca il continente. di nuovo a Milano, dai. Sì, Lombardia penso sia un obiettivo fattibile. Ci abbiamo provato con buon'ora anni fa, forse non eravamo pronti ad affrontare quella categoria lì, adesso possiamo esserlo, dai. Ok, complimenti Leonardo nuovamente sia per la vittoria di Crasto dell'Algher di lunedì sia per quella di Bora che è arrivata sabato. Grazie. Per il terzo posto di Memo dell'Algher e niente, in bocca al lupo per il futuro e niente. Bene così direi. Faremo del nostro meglio, dai. Ciao Leonardo. Ciao. La vittoria è andata ad una straordinaria Wakanaka del team di Diego Dettori con in sella il presidente Luca Magnezzi.
Incredibile il numero nel finale della figlia di Power, uno scatto secco rivelatosi letale per le sue avversarie. Al secondo posto un'ultima Vanna Love restava in quota dopo corsa di testa, salvando la piazza d'onore sulla sarda Memo dell'Algher, che si toglie il piccolo sfizio di battere area importante della Blueberry. In diagonale in lotta è passata in vantaggio Wakanaka, che sta accelerando in maniera impressionante. Wakanaka se ne va per proprio conto. Wakanaka che lascia l'Italia vincendo Regina Elena. C'è l'impronta della Sardegna anche nel premio Parioli. L'importante corsa di selezione oggi gruppo 3 è stata vinta da Fayatan con in sella il jockey sassarese Alberto Sanna. Una vera e propria impresa del fantino sardo che riesce a sfuggire dalle grinfie dei botti battendo nel finale un Maidomo Cirano, trionfando ma soprattutto ripagando la fiducia del team biondi e della scuderia Tirano al suo Rovera. attacco, all'esterno di tutti c'è Lord Beci, prova anche Wopart, 4 cavalli in ampia lotta con Fayatan all'interno di Cirano che ci prova con ampie folate. Cirano che sta attaccando Fayatan e passa in leggero vantaggio. Cirano è davanti, Fayatan che prova a rientrare, questi due che si staccano in lotta, prova ad aggiungersi Wopart e anche Lord Ben. Le battute conclusive, Fayatan che vince il premio Parioli. Alberto, scusami, com'è andata? Ritorno in Italia, subito una corsa di gruppo. Bene. Corsa? Corsa benissimo, il cavallo è un po' difficile perché tira un po'. Ho cercato di rilassarlo dietro il battistrada e poi ho forzato un po' un varco perché al di fuori vedevo che andavano bene, quindi non avevo possibilità di venire al di fuori. Però va bene, sono contento. Ho montato il Parioli 3 volte, 2 primi e un secondo. Questo è Alberto Sanno. Ma speriamo di continuare così, no? Alla prossima. Grazie. Il pomeriggio di Capannelle si apre e si chiude nel segno di Antonio Fresu, che riesce a ritagliarsi uno spazio con una bella tripletta.
La terza giornata della riunione primaverile all'ippodromo di Kilivani si è aperta con il trionfale coast to coast di Lord Queen nella prova riservata ai gentleman sui 1800 metri. Con in sella Michele Murrocu, l'allieva di Salvatore Muroni Jr., ha condotto da un capo all'altro, gestendo le frazioni a proprio piacimento su dipinto. I due si staccavano in lotta nel finale, con Lord Queen che manteneva saldamente il comando fin sul palo, respingendo gli attacchi del rivale, arresosi ai 100 finali. Sotto la pressione di Dipinto, Lord Queen che mantiene lo steccato, Dipinto che attacca all'esterno, Dipinto che prova a passare ai 200 conclusivi, due in lotta con Lord Queen che si difende all'interno, riparte Lord Queen, non molla Dipinto, Lord Queen e Dipinto in lotta, stacca in via definitiva Lord Queen che con Michele Murrocu viene a vincere questa prima. Temujin finiva al terzo posto davanti ad Ex-Lover. Per Lord Queen, da Mujahid El-Loir arriva la 10ª vittoria in carriera, la 7ª da quando è approdata in Sardegna, 4 delle quali conquistate con il suo fedele interprete Michele Murrocu. La condizionata riservata ai purosangue inglese di 4 anni ed oltre sui 1800 metri dice ancora una volta a San Giuliano, grazie al sigillo di Crastu dell'Algher. La 5 anni da Gelforsten, molto seguita al gioco, si è assunta l'onere di fare l'andatura, potendo impostare tranquillamente il ritmo per 3/4 di gara, seguita da Angel Yu, il rientrante Heart of Stone e Getty 2. Al completamento della piegata conclusiva, Crastu dell'Algher lancia una lunga progressione, riuscendo definitivamente a scrollarsi di dosso gli immediati inseguitori, sostenuta con la consueta precisione da Nino Murro. Nei pressi Crastu che però allunga, Crastu dell'Algher ai 200 finali, si gira intanto Nino Murro in pieno controllo di Crastu, Crastu dell'Algher, Angeliu, Lady Gavoy, Offsider ed il numero 2 Valentia Doc. Alla fine ha mantenuto quasi 2 di vantaggio su Angeliu, che anche al betting era considerato la principale alternativa assieme alla buona Lady Gavoy, giunta terza, precedendo il top weight Offsider. Per Crastu dell'Algher arriva il quinto successo in carriera, dimostrando ancora una volta di essere una cavalla utile ed utile in questi tipi di contesti. Nino Murro in una situazione un po' inedita, perché al tondino purtroppo c'è stato un problema tecnico. Senti, Crastu dell'Algher, una bella vittoria, è andata davanti, ti hai gestito tutto tu in fondo. Ma sì, dai Bruno, quello che ho detto lunedì lo dico anche adesso, la cavalla era pronta per affrontare questa corsa che abbiamo vinto. Lei era già rientrata a Roma, poi aveva corso benino sul pesante a Firenze con tantissimi chili e nulla, si è presentata l'occasione giusta per correre bene qui in Sardegna e l'abbiamo sfruttata. È una corsa abbastanza lineare, riuscita, sono riuscito ad andare davanti facendola respirare bene, poi l'ultima piegata gli ho dato un po' la via decisa e si è staccata bene, quindi si prospetta una bella stagione per lei, guardando anche a Sassari, che è una pista che le è molto amica perché ha sempre corso con profitto a Sassari, e niente, speriamo che anche lei faccia una bella stagione. La cavalla sta bene. Sì, quello che è piaciuto è proprio il finale, perché sembrava che aveva tanto da spendere. Sì, la cavalla si è staccata bene, in fondo galoppava, non ha mai calato e quelle poi sono le corse belle che diciamo che prendono anche bene i cavalli, perché insomma dopo il giorno dopo la cavalla era a posto, quindi siamo soddisfatti. Lei ha sempre corso bene in queste categorie. Sì, ma lei è una cavalla molto positiva qui in Sardegna. Quando usciamo fuori troviamo sempre corse non semplici e sempre corse dove siamo molto gravati ai chili, però qua si difende benissimo, non c'è il viaggio di mezzo, è una femmina, quindi sicuramente le prende molto meglio qua le corse. Una cavalla molto positiva, una cavalla che fa molto comodo, una scuderia, insomma una bellissima cavalla. Sì, bene così per la San Giuliano, complimenti Nino. Grazie. Esordio vincente e promettente per Chimera Love, che colpisce nella debuttanti riservata il fondo arabo di 3 anni sui 1600 metri.
L'allieva di Antonio Cottu, montata con estrema fiducia da Andrea Deglias, ha preso come punto di riferimento il battistrada Clara, che di buona lena dettava i tempi della corsa, con gli altri impegnati a seguirne il passo. Nella piegata finale Clara manteneva il comando sempre pedinata da Chimera Love, che non la perdeva di vista. Ai 200 finali la lotta si fa più intensa. Clara debellava i primi attacchi della rivale, ma nulla può sulla falcata di Chimera Love, che sprintava nel tratto ultimo giustiziando la comunque positiva Clara. Ci prova dall'esterno la progressione di Callisto, attacco da parte di Chimera Love che passa a fil di palo, Chimera Love che risolve sul numero 8 Clara, il numero 2 Callisto. Terzo e quarto posto finiva forte Callisto, completava il quadro Chi l'ha visto. Buona la prima per Chimera Love, la figlia di Oscar Dei e 8,5 conferma l'ottimo potenziale del suo pedigree, consegnando l'ennesimo successo all'allevamento del signor Pietro Pilas di Bortigali. Più movimentata è stata la debuttanti per sole femmine qualificate a fondo inglese, che premia la regolarità e le qualità di Cumbegnosa. Alla sgabbiata, la più veloce ad allontanarsi dalle gabbie è stata Comparsita del Monte Acuto, conquistando in breve steccato il leadership della corsa. La sua buona andatura era seguita da Chiara Mia, che la marcava da vicino, con Carmenna, Carmilla e Credici a completare il quintetto di testa, mentre figurava nelle retrovie Cumbegnosa, che iniziava la rimonta. L'epilogo avviene nella curva finale. Comparsita del Monte Acuto allarga improvvisamente, disarcionando il fantino Michael Arras e coinvolgendo Caramia. Ne approfittano Carmilla e Carmena in lotta fine 200 finali, ma venivano raggiunte e sorvolate dalla progressione di Cumbegnosa, che si materializza a centro pista da ampie folate, con in sella il bravo Luca Ezzi, concretizzando così la rimonta perfetta. Carmilla si manteneva per la miglior piazza su Carmena e Caprera, finite vicinissime davanti a Caramia. Cumbegnosa, da Imperatore da Claudia e Latona, regala il primo successo in carriera a Chidivani al fantino Luca Ezzi, bagnando al meglio dei modi i nuovi colori dell'allevatore di Fondi Gianluca Gregu, sentita al termine della corsa assieme al trainer Salvatore Cargiaghe. Gianluca Gregu, prendiamo la mascherina un attimino. Ai colori dell'allevamento di Cumbegnosa. Sì. Prima con i colori, subito colori avversario. nuovi, la prima vittoria. Speriamo che ce ne siano tanti. Senti, grande soddisfazione immagino. Moltissima, moltissima soddisfazione. Ha fatto una bella corsa, non lo so, è stato soddisfacente. Dopo tanti sacrifici abbiamo ottenuto questa vittoria. Questo è un gran giorno quindi per un allevatore, a prescindere, sì, perché sì. c'è tutto l'allevamento, la scelta, tu hai comprato la fattrice, immagino, la fattrice, sì. selezionata, stalloni, insomma tanti sbattimenti, questo è il giusto premio per chi alleva, per chi mette i cavalli in corsa. E quindi complimenti Gianluca. Lei, ricordiamo, Latona, la madre della linea dei Daga, quindi una linea che si ripete, aveva vinto anche Verano se non sbaglio. È la sorella di Verano, esatto. Uterino. Niente, Fondi che si ripete dopo l'Orquin, quindi complimenti anche È toccato a me stavolta. È toccato a te, quindi complimenti Gianluca, sei giovane, fa piacere vedere facce nuove e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a te. Tore Cargiaghe, anche tu in questo 2021 vittorioso, quasi a sorpresa vedendo il betting in questa Cumbegnosa, ma sicuramente in corto lo sapevi di fare bene. Sì, è una cavalla che poi ha lavorato anche la settimana scorsa e ha lavorato bene, insomma ci speravamo. Senti, abbiamo parlato con l'allevatore proprietario, questa è la sorella di Verano, Sì. che aveva vinto anche lui, Sì, però questa anche lui. mi sembra una cavalla, Questa mi sembra un attimino meglio, dai. soprattutto per il finale che ha fatto. Sì, e poi non è che insomma non è prontissima, insomma ancora da un margine di miglioramento, quindi insomma siamo ottimisti. Senti, 1,49 e 80, un bel tempo per la categoria, vedendo anche le altre corse, quindi Speriamo non di è un caso. migliorarlo. No, non è un caso questa Sì, vittoria, sì. in prospettiva futura. Sì, insomma una cavalla insomma, che va bene e speriamo che continui. Due parole su Luca Ezzi.
la prima vittoria per l'Achirivani, ha vinto con una cosa complicatissima. Sì, vabbè dai, ma poi un bravo ragazzo, un ragazzo serio soprattutto. Ti ha fatto gli ordini alla perfezione? Sì, alla perfezione, meritava e sono contentissimo che l'ha montata e penso che la rimonterà anche. Ok, complimenti Tore e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, crepi il lupo. Tra i rientri più attesi di questa stagione, anche Baobab ha risposto presente, griffando in bello stile la condizionata riservata ai fondo arabo anziani sui 1600 metri. Il Saurone di Casa Cossu, ben interpretato da Alessandro Fiori, ha galoppato inizialmente ai lati del battistrada Zirigherta. Alle loro spalle il gruppo viaggiava ben raccolto. Baobab, senza troppi fronzoli, rompeva l'indugio all'ingresso della curva conclusiva, passando deciso al comando, costringendo i rivali a muovere anzitempo. In dirittura finale a Baobab, richiesta dal jockey di Florinas, allunga ancora fino a staccarsi comodo sul rimontante Buran, che aveva la meglio su Boborino, mentre al quarto posto ha concluso Bahir. Con Bahir al suo interno, intanto allungo quasi definitivo per Baobab, mentre c'è il ritorno di Buran che conclude però al secondo posto a precedere Boborino ed il numero 2 Bahir. Per Baobab, da Frac di Montalbo e Fiarola si tratta della quinta affermazione in carriera, tutte arrivate nelle ultime 6 uscite. A fine gara le sensazioni di Alessandro Fiori e quelle del proprietario allevatore Piero Cossu. Alessandro Fiori, forse il successo a Baobab era atteso dopo la stagione 2020, nel 2021 sembra anche messo. Sì. Le prestazioni che ne ha vinto 4 a fila, poi l'ultimo ha sbagliato, basta. Cavallo d'oro, direi. Sono trovato secondo così a farmi portare un pochettino, poi passo. Sono sempre stato molto fiducioso, mi ha fatto tutto bene. Sì, perché te hai deciso di rompere gli indugi e sì. Poi in retta ne aveva ancora. In retta sì, sotto c'ho ancora qualcosina. È un buon cavallo, un buon metro sano. Complimenti Alessandro. Grazie. Piero Cossu, ci ritroviamo per Baobab, bella vittoria, non era semplice portarla a casa, no, però lui aveva già vinto a 1600 qua sì. A Chirivani, fa anche il terreno meno mosso. Meno mosso, bene Bruno dai, sta bene, il cavallo è bello, guardatelo lì. Sì, l'avevamo già visto anche in ordine, esatto, a casa tua. Bene Bruno, bene. Senti, ora vabbè, il percorso è come quello di Zio Fester più o meno. Adesso vediamo cosa... Ma sempre all'ultimo ti escono questi cavalli. Interessante che escano, brutto se non escono. Però anche Baobab come lui si conferma anche a 4 anni. A 4 anni, esatto. Dai, è andata bene Bruno, cavallino anche l'anno scorso l'ha dimostrato a fine stagione. Ricordiamo 5 vittorie nelle ultime 6 uscite. Nelle ultime 6 uscite, esatto. Non è poco. Non è poco, vuol dire che un po' le gambe le muove, dai. Speriamo che duri questo fondo arabo, che la vedo dura Bruno, però bisogna... In termini di programma? In termini di programma, esatto, sono pochi partenti, se no cosa ne fai di questi cavalli Bruno? Per me e per gli altri, per i proprietari hanno ragione, anche il fondo arabo va tutto all'atto, se no andiamo a finire. Sì. Quello sì. Sì, è una battaglia un po' lunga da qualche anno. Da qualche anno, però Bruno anche quest'anno il programma, guardalo. Speriamo bene. Ok, può tentare qualche prova con i fondi inglesi o ancora è presto? Adesso facciamo che sia a fondo arabo, poi vediamo cosa ne esce. Complimenti Grazie Piero. Bruno. Grazie. A proposito di rientri eccellenti, ecco Bella Gioia, vittoriosa nella condizionata riservata ai purosangue arabo di 4 anni ed oltre sul Miglio, che ha chiuso il convegno. Corsa animata in avvio da Fidel e Bilbao dell'Alghere, seguiti da Aquila Nera e Bontassarda, con Bella Gioia che si manteneva a tiro nel cuore del gruppo.
I due di testa mettevano la bandierina all'ingresso in retta d'arrivo, per poi essere inghiottiti da un ampio ventaglione, dal quale sgusciava via Bontasarda, che provava a giocare d'anticipo sulla compagna di lavoro Bellagioia. Ma quest'ultima, montata da Michael Rossini, ha piazzato una progressione molto incisiva a centropista, passando di slancio nell'ultimo fallo sul battistrada, che si manteneva per la miglior piazza. Al terzo e quarto posto finivano i compagni di colori Bidunelli di Barbagia e Barbara. Bantu del Zamaglia passa a Bontasarda con all'esterno Bellagioia che attacca e viene forte all'esterno Bontasarda che passa e viene a vincere facile in controllo con Michael Rossini. Bellagioia da Filindeu e Missambra mantiene per la terza volta di fila l'imbattibilità in terra sarda, regalando un'altra bella soddisfazione ai proprietari Roberto Moro, vittorioso con i suoi nuovi colori, e al suo socio Sebastiano Giobbe, sentiti al termine della corsa preceduti dalle parole di Michael Rossini. Michael Rossini su Bellagioia, Sì, era attesa ma non era sì, semplice. no, la carta pensavo di vincere così, l'unica cosa era un po' la distanza perché si era abituata un po' a molta distanza, infatti oggi la devo tenere un po' sotto, però come si sono aperti addirittura e gli è partito il suo passo naturale, ha ridimostrato di essere lei anche quest'anno. Dai. Sì, Grazie. Senti Michael, l'ultima cosa, una cavalla così che gli andava un po' stretta anche la distanza, Sì, forse sì. l'ha risolta proprio di classe. Sì, oggi sì, sicuro, perché fa sempre subito l'andatura, troppo veloce per lei, però in fondo è uscita la classe. Complimenti. Grazie mille. Venite. Eccoli qua, nuovamente, finalmente possiamo annunciare i colori bagnati dalla vittoria di Bellagioia. Roberto Moro ai colori, insieme al suo socio, il signor Giobbe. Roberto, non era semplice vincerla, tanti partenti, forse i millesimi stavano un po' stretti, ma lei l'ha risolta di classe. L'ha risolta di gran classe. Eravamo un po' preoccupati, però la cavalla ha un grande cuore. Siamo un po' preoccupati perché non ingrassa, c'è un fisico troppo longilineo, quindi eravamo un po' preoccupati, la vedevamo troppo tirata, però ha un cuore grande. Sì, guarda, io sono andato in scuderia, come ben sai, dal team Muret du Opes, e quando mi ha aperto il box ho trovato una cavalla completamente diversa rispetto allo scorso anno, meno esile, e la classe poi non la fa nel fisico né niente, Certo. A motore. Bene, no, siamo contenti, dai, siamo veramente contenti. Senti il futuro ora, ci sono belle corse in continente? Sì, adesso vediamo un po' cosa fare, andremo in continente sicuramente. O all'estero. Vediamo un po'. All'estero? Perché no? Dai. Ieri Narduzzi certo. nella vittoria di Amur ha detto che sicuramente gli aspetta una corsa all'estero, quindi perché... No, noi ci accontentiamo di stare qui. Lo dico perché entrambi sono da Filindeu. Bene. Grazie Complimenti, Bruno. complimenti. Grazie a te Ciao. Bruno. Ciao.